L'ondata di maltempo che ha investito il Veneto ha avuto una portata d'acqua eccezionale superiore all'alluvione del 2010 e del 66, solo Vai ha fatto peggio, $500 miliardi, la prima stima dei danni. Tra i danni milionari della Marca non solo Cordignano, la zona golenale, anche la devastazione di un sito turistico come quello delle Grotte del Caglieron, riapertura non prima della prossima primavera. Dalla golena del Piave a quella del Livenza, i disagi e i danni delle famiglie nelle case allagate, isolate dall'acqua, ma non ce ne andiamo, i sindaci, situazione da risolvere una volta per tutte. Assurda tragedia, Motta di Livenza, 60enne in sella a una moto da cross, cerca di saltare un canale di irrigazione ma finisce contro la sponda sul lato opposto, nulla da fare per l'uomo. Dopo Castelcucco, al via Stamane, la campagna di tamponi sugli abitanti di Cavaso, grande preoccupazione intanto nella Marca per l'incremento dei ricoveri, Benazzi in terapia intensiva, ora anche trentenni. Razzie in pieno giorno nella zona di Treviso, uno in particolare è stato registrato alla residence La Madonnina tra Monigo e San Giuseppe, residenti preoccupati. Maxi sequestro di pellet da parte delle Fiamme Gialle, un blitz che ha interessato la Marca e il Vicentino. Un distributore automatico di fiori a Treviso e l'avventura di due ragazzi che per superare le difficoltà della crisi da Covid hanno deciso di vendere ceste natalizie con all'interno anche dei fiori. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È l'emergenza maltempo ad aprire questa sera il nostro telegiornale dopo il weekend da Tregenda che abbiamo vissuto, ma non è ancora finita. Pioggia e neve sono previste per le prossime ore. A fare il punto della situazione il governatore Zaia, che ha fatto una prima stima dei danni, $500 miliardi. È stata più acqua del 2010. L'ondata di maltempo che ha investito il Veneto con 624 mm di pioggia ha avuto una portata eccezionale superiore all'alluvione del 2010, 586 mm, e del 66 che ne videro 615. Solo la tempesta Vaia 2 anni fa con 715 mm ha superato la pioggia scesa lo scorso fine settimana. Dati alla mano, il governatore Zaia spiega come senza le opere fatte sarebbe stato un disastro. Abbiamo fatto il nostro dovere. Ma io non posso non ricordare le battaglie con i comitati, gli espropri, i casini che abbiamo avuto, le segnalazioni alle autorità giudiziarie. Vicenza non è andata sotto acqua perché hanno funzionato le opere che noi abbiamo realizzato. Era da 80 anni che non si realizzavano più opere. Guardate che noi di opere ne abbiamo fatte veramente tante. Noi abbiamo anche pubblicato i video ieri delle opere che sono entrate in funzione. Dette in soldoni, se non c'erano quelle opere, città come Vicenza andavano sotto acqua ieri. Le opere hanno funzionato, quindi è la dimostrazione che le opere salvano la vita alle persone, tutelano il dissesto idrogeologico e fanno economia, ma non solo perché sono dei cantieri che vengono pagati, perché nel 2010 noi 235 comuni li abbiamo paralizzati. Con 46 mm di pioggia in meno, prosegue il presidente del Veneto, con l'alluvione del 2010 andarono sott'acqua 235 comuni e 10.040 fra famiglie ed imprese. Questo non significa che ieri non ci siano stati danni. Se dovessi fare un calcolo così, spannometrico, che abbiamo visto stamattina con l'assessore, qui siamo già verso $500 miliardi di danni. Ho già dichiarato lo stato di crisi. Nel frattempo le precipitazioni sul Veneto vanno verso un'attenuazione, ma l'allerta resta alta. Dal punto di vista delle precipitazioni, diciamo la fase acuta dell'evento si è conclusa. Adesso stanno transitando le piene dei fiumi nei tratti di valle e se non ci sono rotture arginali dovrebbero transitare senza grossi problemi. Però dal punto di vista del rischio valanghe e dal punto di vista del rischio geologico, cioè le frane, avendo avuto precipitazioni rilevantissime, addirittura superiori a quelle del 66 e del 2010, ci aspettiamo che possa esserci ancora qualche altra frana. Per questo il presidente Zaia rinnova l'appello a non andare in montagna se non per ragioni di comprovata necessità. Fate dall'altra parte le storie di Instagram, lì non ci serve, cioè il turismo del macabro non ci serve. Abbiamo bisogno che i nostri operatori lavorino in sicurezza. Probabilmente si utilizzeranno anche cariche e dinamite per far saltare massi che sono più grandi di questa stanza.
Resta l'allarme rosso sul bacino del Piave, lo dice una nota di poco fa della Protezione Civile del Veneto, allarme rosso fino alle 14 di mercoledì 9. Questo il contesto, ma facciamo un aggiornamento anche sul maltempo nella Marca. Ci sono situazioni ancora critiche e mi riferisco a smottamenti piuttosto che a frane. Abbiamo il semaforo del San Boldo che non funziona, che si è rotto in virtù delle forti precipitazioni. Restano aperti diversi fronti nella Marca colpita dal maltempo, un capitolo che non si può ancora chiudere viste le previsioni per le prossime ore. L'allerta quindi resta elevata, sorvegliata speciale tutta la fascia pedemontana. Abbiamo i comuni di Fregona, i comuni di Refrontolo, i comuni di Cappella Maggiore, a Monfumo nella strada provinciale 1 c'è stato uno smottamento, quindi quelle zone pedemontane su cui ancora insiste il maltempo vi è una criticità importante. Criticità che in alcune zone, sottolinea Marcono, sono rientrate grazie ai nuovi bacini di laminazione, soprattutto per il Muson e la Venale. Bacini di laminazione che anche per la Coldiretti hanno scongiurato spesso il peggio. Altro capitolo Cordignano dove il Meschio, esondando, ha messo in ginocchio il paese. Una situazione che ha creato danni ingenti sia a abitazioni private, ad attività commerciali, piuttosto che al patrimonio pubblico. Ed è proprio ai privati che si rivolge lo stesso presidente della provincia. Che documentino tutto ciò che è inerente alle spese che sostengono in questo momento particolare. E a proposito di danni enormi sono stati registrati alle grotte del Caglieron. Stiamo andando alle grotte del Caglieron. Per la strada alternativa attualmente. Perché l'altra è chiusa? Perché l'altra è chiusa, la provinciale è chiusa. Dobbiamo usare il fuoristrada del sindaco di Fregona per raggiungere le grotte del Caglieron. E il percorso è quello praticato in genere dagli appassionati di mountain bike, è decisamente impegnativo, ma l'unico che ci porta ai cancelli chiusi del percorso. Col permesso del primo cittadino arriviamo dove la furia delle acque ha letteralmente divelto parte del percorso con questi risultati. Danni ingenti per una delle attrattive turistiche dell'Alta Marca e purtroppo non gli unici per Fregona. Abbiamo una frana in località Ciser di notevoli dimensioni. Di quanti metri cubi? Guardi, non glielo so dire, tanti. Devastazione il risultato, secondo il sindaco, dell'abbandono della montagna. Vengono anche lasciate crescere piante d'alto fusto che creano alla fine problemi sulle rive del territorio e quindi col peso. E quindi quei problemi una volta non c'erano. Un danno non solo geologico ma anche economico per chi vive del turismo montano o come in questo caso del percorso tra acqua e grotte. Oggi avevamo il ristorante pieno, però col discorso degli eventi che sono successi, comunque noi lavoriamo tanto anche con Cadore, con l'Alpago, con la zona là. Hanno disdetto tutti. I danni sono ingenti oltre che al parco, anche al territorio dal punto di vista turistico, perciò noi faremo il possibile affiancando l'amministrazione perché il parco possa riaprire il prima possibile e comunque non oltre l'inizio della primavera prossima. Il Presidente ha già annunciato lo stato di calamità naturale e penso che questa sia veramente una calamità naturale. Si deve ricordare anche del Caglieron e del Cansiglio? Beh, mi auguro di sì. Resta sorvegliato speciale anche il Livenza. Allora quindi secondo te ti arriva i 40 schegli dentro? Anche a 60. Anche. Previsioni dalla gente del Livenza. Chi nonostante gli anni e le piene non lascia la propria casa e la propria terra nonostante sia nella golena del fiume e che come dalla scorsa notte si trova isolato con l'acqua che inesorabilmente sommerge il piano terra. In via Sacon abbiamo questo problema che è per queste 5 abitazioni, 6, una è disabitata, però sono 5 famiglie al completo e quindi il problema dell'acqua cade quasi puntualmente, anche se devo dire che passato ottobre, passato novembre sembrava tutto passato, invece ci ha fregato il dicembre. Ed è una battaglia continua, fatta di tavole per fermare l'acqua da sigillare e di mobili da smontare. Sono al di fatto isolate, le avevamo avvisate ancora domenica con un'ordinanza, hanno portato su il possibile in secondo piano per salvare il salvabile e chiaramente anche ci sono anche persone anziane e quant'altro e siamo qua a disposizione. Ma Meduna non è l'unico comune a fare sempre i conti con le piene del Livenza. C'è chi, come a Navolè, quando sa che quando si alza il fiume, porta le cose più preziose di una vita contadina all'asciutto e poi apre le porte all'acqua, più per segno di rispetto che di rassegnazione per la forza della natura.
che per il sindaco Pitton però nel secondo millennio in queste zone potrebbe essere meglio gestita. La diga di Ravedis ha avuto il suo risultato e si vede, perché a questo momento saremmo già allagati, però è anche vero che visto il meteo che dava questo scirocco e questo quantitativo di pioggia immensa, secondo il mio punto di vista dovrebbero aver aperto prima, scaricato prima della bomba d'acqua. È questo che secondo me bisogna cercare in qualche maniera di risolverlo. Altro fiume, altra storia, quella di una famiglia di Fagarè. Non si dorme quando ci sono queste situazioni, si veglia e ci si confronta con i vicini, se cresce, quanto cresce, si mettono i segnali come si faceva una volta, i bastoncini misurati. Impossibile dormire in golena quando il Piave più che mormorare urla e la propria abitazione ora dopo ora viene invasa dall'acqua. È successo nel fine settimana in questa casa a Fagarè, come raccontato in presa diretta dai nostri Daniela Sizia e Lucio Zanato. Qui nonna Lina vive dal 66 e la paura torna a ogni piena, indelebile il ricordo e le conseguenze del 2018. Guarda che anche da 2 anni che è stata qua, ma porta via tutta la roba. Tutto. Sono stata a piega ponde, tutto. Ma la paura non ha età quando l'acqua avanza, sale le scale e arriva direttamente in casa. Io sono 22 anni che abito qua e 22 anni che anche solo a sentire è uscito mi viene l'ansia, mi viene paura. Ti viene la voglia di cambiare casa? Verrebbe la voglia di cambiare casa. Però siamo legati a questa casa, abbiamo una signora che non può spostarsi da questa casa e non possiamo spostarci da questa casa. Un dilemma che riguarda 66 famiglie solo a San Biagio di Callalta. Servirebbero risorse importanti, si sta cercando, anche la politica della regione ho visto che sta cercando di favorire questo, ma non dobbiamo dimenticarci poi che ci sono anche coloro che risiedono nelle aree coloniali, è la loro vita. Quindi vorrebbe dire portarli fuori da quello che è la loro vita e non è così semplice. A San Biagio, dove è stato attivato fin da subito il COC, molti cittadini sono stati informati tramite il servizio comunale di WhatsApp. In alcuni casi poi a emergenza si è sommata emergenza, 2 le persone positive al Covid fatte evacuare e che ora si trovano in una struttura a Conegliano. Ancora a cronaca, subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per andare a Motta di Livenza, dove nel pomeriggio si è registrato un tragico incidente stradale. L'impatto è stato violentissimo, la traiettoria secca e non gli ha lasciato scampo. È morto praticamente sul colpo Gianfranco Armellin, 60 anni, che in sella una Yamaha da cross è andato a sbattere contro la sponda di un canale di irrigazione nella zona di via Camadure a Motta di Livenza, probabilmente nel tentativo di saltarlo. La ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto con il suo M118 sembra lasciare poco spazio all'immaginazione, anche se ulteriori verifiche sono ancora in corso per una dinamica insolita, non trattandosi di un incidente stradale strettamente inteso come poteva sembrare in un primo momento. L'uomo mottense, titolare di un'officina specializzata in moto, stava quindi saltando il canale quando la sua Yamaha ha impattato contro la sponda sul lato opposto. Rovinosa e fatale la caduta a terra. Alla base dell'incidente forse un errore di valutazione, forse un malore. Di certo lo schianto è stato potente, come rilevato anche dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Conegliano. La salma è a disposizione dei familiari. Blocco tra comuni nei giorni di Natale, questo è il quesito secco che vi poniamo questa sera. È giusto? Se sì, il numero è quello verde 0422 1626 691, se no non è giusto il blocco tra comuni per gli spostamenti di Natale, il numero è quello in rosso 0422 1626 690. La chiamata, vi ricordo, è gratuita, l'esito questa sera a Ring, la trasmissione in studio con Ferdinando Avarino a partire dalle 21:15. I casi di giornata per quanto riguarda il Covid possiamo vederli brevemente dalla tabella della Regione Veneto. Con azienda zero nelle 24 ore abbiamo raggiunto 2.747 nuovi casi di positività, 103 i decessi. Nel Trevigiano 505 nuove positività, 14 invece i decessi. E a proposito di Covid, arriva un nuovo progetto tra Regione e Università di Padova.
Nel consueto punto stampa il presidente Zaia ha voluto specificare ancora una volta i numeri dei contagi che vanno letti, evidenzia, in rapporto al numero dei tamponi effettuati, arrivati a 4.052.467. Non dobbiamo fermarci a guardare i numeri assoluti. Cioè dire il Veneto oggi ha 2.500 positivi, ne ha 3.500, ne ha 4.000, non vuol dire nulla, perché i veri dati, invito tutti, anche a livello nazionale, a cominciare a vedere delle tabelle fatte bene, sono due. La percentuale di tamponi che ogni comunità fa quotidianamente sui suoi abitanti. È il primo dato fondamentale. E il secondo dato importante, la percentuale di positivi sui tamponi che si fanno. Infatti, se noi andiamo a vedere in base ai nostri dati, cioè percentuale di positivi sui tamponi fatti, noi siamo in questo momento al 6,93. E proprio partendo da qui il governatore ha chiesto all'Università di Padova di effettuare uno studio che dovrebbe essere pronto in poche settimane. Abbiamo chiesto di attivare uno studio su una popolazione indistinta. Vogliamo capire la popolazione che è quella casuale, no? Che è quella di chi passa per strada, dello studente, della cassiera in un supermercato, del pensionato, del lavoratore. È una popolazione che ha una sua stratificazione e una sua uniformità da un punto di vista statistico. Ovviamente sarà un campione scelto scientificamente. Che percentuale avrà di positività al suo interno? Allora, se vogliamo sapere quanta infezione c'è in Veneto, bisogna dar corso a questo progetto che abbiamo messo in piedi, che peraltro a me risulta che siamo l'unica regione che lo sta facendo. Dopo Castelcucco, il via stamane, la campagna di tamponi sugli abitanti di Cavaso del Tomba, molti i residenti in coda, ma dall'ULSS 2 arriva anche un allarme, ci sono anche tanti giovani in terapia intensiva. 1.600 persone testate, 29 positivi asintomatici, l'1,8% individuati grazie alla campagna di tamponi effettuata sabato e domenica dall'ULSS 2 a Castelcucco. Oggi e domani tocca a Cavaso del Tomba, altro comune della Marca, nel quale si è registrata nelle scorse settimane un'impennata di contagi. Abbiamo iniziato anche su Cavaso, abbiamo fatto oltre 340 persone in mattinata, i dati che io ho sono già di 340 persone fatte entro mezzogiorno, quindi cerchiamo di fare circa 180 persone l'ora e qui le percentuali di positività sono un attimo più elevate, sono intorno al 3%. C'è grande preoccupazione nelle parole del direttore generale dell'ULSS della Marca, dove seppur con una lieve flessione nei contagi si riscontra un incremento significativo dei ricoveri. Purtroppo abbiamo invece un costante e continuo ricovero che si mantiene intorno tra i 4,70 e i 4,80 persone come ricoveri ordinari e abbiamo la terapia intensiva che sta aumentando. Crescono dunque i ricoveri e i casi più gravi anche tra i giovani. Abbiamo persone di 20 anni, di 30 anni, di 50 anni, di 60 anni, cioè abbiamo persone giovani che purtroppo hanno preso il Covid-19. Ed in tanti oggi hanno accolto l'invito a fare il tampone. Dovevo fare il tampone e invece mi è arrivato questo documento che sono residente a Cavaso del Tomba e ne ho approfittato. Secondo me è una cosa giusta e va bene che sia fatta così, è una prevenzione in più che viene fatta. Beh, è un'opportunità, vediamo. Per vedere se siamo a posto. È giusto farlo, è un dovere. Penso che sia una cosa utile per il paese e un po' di senso civico, insomma. E c'è un aggiornamento proprio di questi istanti perché su 1123 tamponi effettuati a Cavaso 35 sono risultati positivi. Voltiamo pagina, parliamo di sicurezza e di furti in pieno giorno a Treviso. Nemmeno le telecamere ben visibili dell'impianto di videosorveglianza hanno fatto desistere i delinquenti che alcuni giorni fa si sono introdotti in un appartamento del Residence La Madonnina, un complesso di 300 famiglie tra la caserma dei pompieri e la strada Feltrina. Le immagini dei locali svaligiati, tra l'altro in pieno giorno, forse al pomeriggio, sono finite sui social interrogando gli stessi vicini di casa. Anche perché essendo una strada con un vialaio continuo di macchine che parcheggiano, residenti, condomini che entrano, uno poteva benissimo scambiare qualsiasi rumore per qualcuno
qualcuno che fosse rientrato a casa al proprio domicilio. Ci sono stati 2 furti, sempre al piano terra, uno che guarda il parco e questo qui di recente. L'area residenziale a ridosso dei giardini comunali, quest'uomo per esempio è stato derubato della bici già 7 volte. 7 qui, me ne hanno rubate 7, sì. Tutte legate lì, anche a mezzogiorno, alle 8 di sera, poi logicamente abbiamo le telecamere, però poi alla fine non, se vengono coperti. Più in generale c'è chi parla apertamente di una situazione complessiva di disagio e di tentativi di truffe. Alle 7:30 di domenica non penso che l'ufficio anagrafe sia fuori per servizio. E dopo l'altra settimana c'era Ufficio Statistiche di Roma. Io non so cosa vogliono questa gente, comunque io non apro nessuno al di fuori dei miei fili perché so ormai che questo qui è un villaggio che c'è di tutto e di più. Dai furti alle truffe, passando per il rispetto delle normative anti-Covid, tanti fronti che vedono impegnati i carabinieri di Treviso. L'importante sono le difese passive, il chiudere la porta, le finestre, il sistema di allarme, la videosorveglianza, ma l'aiuto tra i cittadini e le segnalazioni sono per noi fondamentali. Talvolta un individuo sospetto, non mai visto prima in un quartiere residenziale, un'autovettura a bassa velocità che controlla la zona e una segnalazione tempestiva al 112 può impedire la perpetrazione di furti. I cittadini come sentinelle, un rapporto ormai consolidato e che se possibile deve continuare a svilupparsi. È l'appello dei carabinieri in un periodo nel quale i furti sono tornati a flagellare la Marca dopo il congelamento del lockdown. Furti e truffe, tanti troppi raggiri con vittime anziane e malfattori che hanno approfittato dell'ansia d'emergenza Covid. Il monito è sempre valido. Prestare la massima attenzione agli sconosciuti. Non dobbiamo dimenticare che enti, istituzioni non si presentano a casa dei cittadini se non attraverso un preliminare contatto da parte delle persone preposte a farlo. Quindi nel momento in cui uno sconosciuto si presenta alla porta, il primo compito, la prima soluzione è quella di non farlo entrare. Un periodo complesso, quello del Covid, anche per chi oltre ai numerosi fronti criminali da contrastare è chiamato pure a garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini. L'equilibrio regna sempre sovrano nel nostro servizio, quindi cercare non è sicuramente un intento repressivo, ma quanto una garanzia di sicurezza, di quella sicurezza necessaria in questo periodo di criticità per tutti i cittadini. Maxi sequestro di pellet invece da parte delle Fiamme Gialle. La Guardia di Finanza di Castelfranco ha sequestrato oltre 46 tonnellate di pellet confezionati con indicazioni ingannevoli sul paese di provenienza. L'operazione è partita da un controllo in un magazzino di Loria gestito da un cittadino cinese, dove le Fiamme Gialle hanno individuato uno stock di 1350 kg di pellet confezionati in sacchi che recavano ben visibili in più punti la dicitura Made in Italy. Da un'analisi più approfondita sulle certificazioni, la merce è risultata prodotta all'estero e non in Italia, dove arrivava un'impresa veneta che la imbustava utilizzando indicazioni che traevano facilmente in inganno i consumatori. Con questo trucco il commerciante cinese riusciva a garantire ai propri clienti un prezzo assolutamente concorrenziale rispetto a quello della merce realmente prodotta in Italia. L'intervento dei finanzieri è proseguito in un secondo magazzino gestito sempre da un negoziante cinese nella periferia di Treviso, dove sono stati rinvenuti e sequestrati altri 1368 sacchetti di pellet. Risalendo alla filiera, le Fiamme Gialle hanno infine controllato la società distributrice della merce con sede a Cassola in provincia di Vicenza, sequestrando all'interno del capannone altre 25 tonnellate di prodotto, pronte per essere consegnate ai dettaglianti per la vendita. I 2 titolari delle ditte coinvolte sono stati denunciati. E contro la crisi da Covid, 2 ragazzi trevigiani si sono industriati. Vediamo come. Una volta fatta la scelta del numero, non faccio altro che inserire il numero, la macchina mi dice subito che a quella scelta corrisponde un importo. Non sono snack e patatine, ma piante e fiori che attendono un padrone per essere regalati. Insomma, in pieno Covid c'è qualcuno a Treviso, siamo alla Fioreria Zambon, che ha pensato di installare presso il suo punto vendita un distributore automatico di fiori. Il fiore trasmette sempre comunque positività e soprattutto qualsiasi occasione può essere utilizzato per un ringraziamento. Il progetto era nell'aria da tempo per la famiglia, che aveva visto il primo distributore a Mestre, poi è arrivato il Covid e l'idea ha preso lentamente forma.
E con il Natale la famiglia ha pensato anche di mettere fiori nelle consuete ceste di Natale in vendita nel locale a fianco, dove i giovani ragazzi che avevano inaugurato la loro attività in via Rota proprio poco prima del Covid ora cercano di scommettere sui prodotti della loro terra, il Sud, aprendo anche la domenica. Insomma, un aiuto di vicinato per reagire alla crisi che sta coinvolgendo anche loro, come tante altre attività economiche della Marca. Abbiamo vissuto davvero una tragedia perché abbiamo aperto il 9 marzo e dovuto chiudere l'11 marzo. Ora, come già detto, stiamo cercando di inventarci tutto quello che è possibile per fronteggiare quello che stiamo subendo. Stiamo cercando in ogni modo di farcela, di andare avanti e di combattere questa pandemia. Adesso andiamo a Belluno. A Belluno, dove la situazione dopo il weekend da Tregenda è semplicemente disastrosa, soprattutto a Puos dal Pago, il servizio di Tiziana Bolognani. Se no, si deve far portare. È arrivata questa ondata dal torrente che è esondato qui e ha invaso tutta la parte alta del paese e io ho un negozio, è entrata l'acqua, il fango. E comunque è un po' un disastro perché il fango comunque dà tanti problemi. Comunque siamo qua, puliamo e andiamo avanti. Gli stivali nel fango e l'acqua che senza soluzione di continuità continua a uscire dalle pompe per ripulire piazze e vie. Puos dal Pago è uno fra i comuni simbolo dell'ondata di maltempo che nel weekend ha colpito il bellunese. L'altezza dell'acqua è arrivata qua. Ieri si è conclusa nel tardo pomeriggio l'evacuazione della casa di riposo invasa dall'acqua. I 76 ospiti sono stati trasferiti o in ospedale o in altre strutture che hanno dato la disponibilità di posti letto, ma non è ancora finita perché l'allerta meteo è ancora elevata, almeno fino a giovedì. Ci troviamo di fronte a delle forme di temporale che durante i periodi di dicembre io che non ho proprio tantissimissimi anni, ma penso che non si siano mai verificate. Cioè è una situazione veramente strana questa e i temporali sono quelli più a rischio perché hanno un carico di pioggia notevolissimo concentrato in poco tempo ed è quello che ha causato questi allagamenti, questi movimenti franosi che io devo dire sinceramente ritengo siano addirittura peggiori rispetto a quelli di Baia per quanto riguarda questo tipo di aspetto. Gli smottamenti e le frane non si contano in Alpago. 3 famiglie hanno dovuto lasciare la propria casa a Palughetto nel territorio di Chies e la Protezione Civile ha messo in atto il monitoraggio dei movimenti del terreno. Sembrava che con Baia e tutte le opere che sono state realizzate comunque dopo Baia, una buona parte completate, che fossimo abbastanza tranquilli, invece anche questa volta il territorio ha risposto nella sua fragilità. Grandissimi disagi nella zona di Paludi fra il Ponte Alpino e l'Alpago, dove gli allagamenti sono stati diffusi nell'area artigianale e dove la furia dell'acqua contenuta dal canale artificiale del Cellina ha aperto una voragine nell'argine. Qui si continua a lavorare senza sosta e sarà così ancora per molti giorni. Ma le immagini che arrivano da tutto il bellunese, dall'Agordino al Cadore, parlano di un territorio ferito. La bufera di neve ripresa dal telefonino di un nostro telespettatore, Alessandro Zonta. Siamo a Danta di Cadore, qui la neve non ha concesso tregua, così come è accaduto a Misurina, dove la coltre ha raggiunto i 2,5 metri d'altezza. Interi paesi isolati come Gosaldo, dove ieri è crollato il ponte sul torrente Ren, evacuate decine di famiglie. L'ultima coppia di villeggianti ultra settantenni veneziani di Martellago è stata recuperata oggi dal soccorso alpino. Marito e moglie erano rimasti bloccati nella loro abitazione in località Botter per la caduta di una serie di frane che avevano impedito loro di raggiungere l'auto. A Ponte Mas alcuni massi della scogliera eretta dopo la devastazione causata 2 anni fa da Vaia sono stati travolti dalla furia del cordevole che impetuoso si è alzato di nuovo pericolosamente. E poi di nuovo le immagini della frana di via Miari a Belluno che si è riversata sulla strada, chiusa fortunatamente oramai da mesi e che imperterrita continua a muoversi sospinta dall'acqua che penetra nel terreno e la trascina a valle. In tutto il territorio comunale non si contano gli smottamenti. A Feltre, per ragioni di sicurezza, è stata emessa un'ordinanza che annulla il mercato settimanale di domani, mentre continua il lavoro di bonifica e pulizia di materiali e detriti che si sono accumulati in questi giorni.
In ultima battuta una notizia che riguarda la nostra consorella Rete Veneta, perché domani mattina c'è un appuntamento da non perdere a Sveglia Veneti a partire dalle 8:30. Ospite unico di Mirella Tuzzato sarà infatti lo sceriffo Giancarlo Gentilini. Ospiti invece di Ring questa sera con Ferdinando Avarino in studio a partire dalle 21:15, Giampaolo Botaccina, assessore regionale alla protezione civile, Nicolò Rocco del Partito Democratico, Sonia Brescaccin, Lega, Manuela Galante, presidente Confindustria Giovani, Andrea Ballabena, medico in attesa di assunzione, l'ingegner Giovanni Cecconi e la nostra collega Ilaria Marchiori. Tutto questo a Ring questa sera con Ferdinando Avarino, dove ci sarà anche l'esito del sondaggio che vi stiamo proponendo questa sera. E a proposito di maltempo, ci sono le previsioni del tempo. Grazie davvero per l'attenzione, buon proseguimento di serata. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Benvenuti al meteo. Continua la fase di intenso maltempo che sta flagellando gran parte d'Italia e che nel corso dello scorso weekend ha causato esondazioni e allagamenti in numerose località e frane e copiose nevicate in montagna. Vediamo la situazione però nel dettaglio. Sul Veneto purtroppo le previsioni ci dicono che la festività dell'8 dicembre sarà ancora segnata da una forte perturbazione che porterà precipitazioni diffuse dappertutto. Attenzione perché localmente saranno anche forti con accumuli abbondanti, specie sulle zone montane, pedemontane e sulle pianure nord-orientali. Forte vento di bora. Vediamo anche le temperature minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra i 4 e i 9 gradi all'incirca. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, dalla sera lenta attenuazione dei fenomeni. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 7-9 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui nevicate per gran parte della giornata, tuttavia saranno di debole intensità, andrà meglio a partire dalla sera. Temperature minime intorno a 1 grado, valori massimi sui 2-3 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.